benvenuti a TG Volta. L'amministratore delegato della Magic Print, Mirko Di Domenico, oggi è a Napoli per mostrare la sua azienda al mondo intero. Si stringono dunque i tempi per la competizione regionale e poco fa, in conferenza stampa, Di Domenico ha affermato, senza mezzi termini, daremo il massimo per vincere. Allora sentiamo cosa è stato deciso. Andiamo in diretta da Antonio Sarti. Buon pomeriggio Antonio. Siamo qui nel carcere di massima sicurezza della Alessandro Volta, dove la guardia carceraria Antonio Sarti, portando verso la cella dei detenuti la Magic Print. Domanda, ma sono pericolosi? Sì, mi raccomando, tieni per una stanza di circa 3 metri. Ok, siamo qui, i detenuti della Magic Print. Non penso che il caso comunque di pagamento gratuita. Avete un tempo limitato. Subito una domanda, io ci appeso solo questa perché sono pericolosissimi. Stamane i giornali intitolavano Magic Print reclusa. Il motivo? Allora il motivo, noi non ci meritiamo di stare dietro le sbarre, non è un qualcosa, non abbiamo fatto niente, abbiamo partecipato al progetto EGS, abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato detto dal nostro trainer, un business plan precisissimo di circa 25 pagine, una parte anche in inglese del business plan, perché oggi per i colloqui di lavoro è molto richiesto l'inglese. Abbiamo cercato di rispettare delle norme etiche, di fare il riciclaggio della carta, il riciclaggio della plastica, abbiamo devoluto il 25% dei nostri incassi in beneficenza, uno stand fantastico, ha tutto un senso magico da guardare, per non parlare poi, non ne parliamo proprio di tutto il lavoro che c'è dietro e degli ingressi e delle uscite che ci sono nei bilanci, con tanto di buoni consegne ricevute, siamo in regola, è veramente inspiegabile. Poi il nostro prodotto, parlato del nostro prodotto, non ce lo meritiamo, il nostro prodotto era valido, non ce lo meritiamo, abbiamo fatto tutte le cose zitto tu, dobbiamo chiudere troppo da qui, dobbiamo chiudere scappa, dobbiamo chiudere. Allarme rosso, settore 7, dobbiamo concludere qui, non riusciamo a prendere, siamo troppo stanchi anche per la polizia di Stato, è impossibile raggiungerli, non so che dirvi, sono pericolosi, state attenti a casa, se guardate i membri della Magic Print, ne sono anche a parlare, comunque lanciamo il servizio proprio sulla loro azienda, penso che sia il caso. Pare come se lo vuoi registrare. La la la. I hope to see you soon. And la la la, la la la. Mariana. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi abbiamo avuto un andamento certamente positivo, sicuramente al di sopra di ogni aspettativa. La faccia di tutti gli stand, sì! Ma soprattutto, grazie all'IGS, abbiamo imparato a diventare un vero gruppo e a volerci bene come dovrebbero fare tutti i napoletani.